Tante le iniziative dell'estate Empedoclina, avete scelto uno slogan Viviamo Porto Empedocle, ne parliamo oggi con l'assessore alla cultura, la dottoressa Stefania Laporta, e con l'assessore allo sport, turismo e spettacolo, il dottore Salvatore Urso. Ecco, le iniziative sono state molteplici, ne accenniamo qualcuna? Sì, abbiamo quest'anno creato un connubio tra spettacolo, cultura, turismo, affiancando tanti eventi che abbracciassero diversi aspetti, lo storico-culturale appunto, con l'evento già passato di Calogero Conigliaro e l'associazione Sicil Storia. Abbiamo in programma con l'associazione Oltrevigata degli eventi per novembre per la Fiera del Libro, ma abbiamo nel periodo estivo inserito tante presentazioni di libri all'interno della nostra torre, che è il luogo di eccellenza della cultura, con la collaborazione di scrittori conterranei, quindi locali siciliani nostri, come Tanina Zambito, come Santo Nero, San Calogero e il Santo Nero nel periodo della festività di San Calogero, un libro molto conosciuto che è dal titolo Fimmini, Strisce di Stelle, in collaborazione con il dottor Accurso Tagano, che è il coordinatore SIL. Abbiamo anche eventi con il Lions Club per presentare il libro Giornalismi di Francesco Pira, che tratterà di comunicazione e fake news, che sono argomenti e tematiche molto attuali nei giorni nostri. Abbiamo anche collaborato con la Proloco, con i volontari, per permettere anche l'apertura della torre con l'iniziativa Notti d'estate in diverse weekend della settimana. Insomma, abbiamo creato un calendario veramente ricco di eventi, grazie alla collaborazione e alla partecipazione di tutti quelli che sono gli artisti e i talenti locali. Non solo cultura ma anche sport, turismo e spettacolo. Gli eventi, come diceva appunto Stefania, sono molteplici, sono veramente tanti. Mi piace sottolineare come ci sia stata una sinergia veramente collegiale di tutto quello che è il talento empedoclino e tutti quelli che sono i tanti giovani che spesso sono rimasti inespressi a Porto Empedocle. Già nel mese di luglio noi abbiamo avuto tantissimi spettacoli, tra cui importanti saggi di danza. Abbiamo anche premiato la New Dance Line, che è stata campione di danza nei campionati di Rimini. Abbiamo anche avuto una straordinaria rappresentazione teatrale di Notre Dame de Paris tramite l'Associazione Musicale del Belcanto, e continueremo anche nel mese di agosto. Si esibirà Fabio Cortelli, uno dei nostri grandi talenti empedoclini, in Piazza Italia. Avremo tanti concerti all'interno di Piazza Kennedy, soprattutto il Vigata Fest, dove raccoglieremo tanti artisti locali. Avremo delle band che si esibiranno come Camurria, come The Brothers. E ancora avremo anche dei momenti particolari, che ci tengo a specificare particolarmente, dei memorial in ricordo di due figli empedoclini, oltre che due amici, Ivan Lops e Marco Ferrera. Su Marco il 13 tra l'altro ci sarà un memorial in Piazza Kennedy organizzato anche con l'Empedoclina. Andremo poi verso la chiusura con i festeggiamenti di San Calogero, e in sinergia con il comitato ci sarà anche il concerto di Daniele De Martino in Piazza Kennedy il 30.